Sì, come potete vedere, con questo provvedimento non si stravolge la modalità e quanto già disposto come legislazione. Nell'articolo 1 andiamo semplicemente ad aggiungere ai principi che già sono previsti nella legge di contabilità regionale una dicitura dove si dice che appunto le leggi di contabilità devono garantire l'imparzialità dell'assegnazione di contributi e finanziamenti a soggetti pubblici e privati mediante procedure concorsuali o a bando. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi su questo articolo? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Vabbè, comunque l'articolo 1 non è approvato. Sì, è chiusa la votazione, abbiamo chiuso prima l'articolo, perché sono già i voti. L'articolo 1 non è approvato. A questo punto andiamo all'articolo 2, in quanto la bocciatura dell'articolo 1 non pregiudica la restante parte della proposta legislativa. Quindi andiamo all'articolo 2, Bianchi. Allora, anche l'articolo 2 sembra una modifica della legge di contabilità e anche qui non andiamo a togliere niente, ma semplicemente aggiungiamo un principio di bilancio dove si dice che appunto i principi da rispettare sono anche la generalità, e cioè che le autorizzazioni legislative determinano finalità e oggetto della spesa senza individuare uno specifico beneficiario, e con avvisi pubblici sono definiti i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli incentivi, dei contributi e dei finanziamenti, risultante dal confronto e dalla selezione delle relative domande. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Andiamo quindi all'articolo 3. Bianchi, prego. Allora, anche qui si tratta di aggiungere una norma, non spostare, rispetto alle altre leggi di spesa, cioè si integra e si estende lo stesso principio precedente anche alle altre norme di legge dove vengono previste delle contribuzioni, e quindi si specifica che in nessun caso le leggi che autorizzano delle spese, che non sia una legge appunto di stabilità, possono prevedere contributi, finanziamenti o altri tipi di sovvenzione puntuale. È altresì fatto divieto di individuare singoli destinatari, pubblici o privati, in merito agli interventi previsti. Cioè, quello che si dice, non si possono fare delle leggi ad hoc per singoli destinatari. Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Andiamo all'articolo 4. Bianchi, prego.
Per quanto riguarda l'articolo 4 invece è una modifica alle modalità di pubblicità delle norme finanziarie. Già le leggi di stabilità e comunque tutti i provvedimenti sono pubblicati, ovviamente sono consultabili. La modifica che facciamo all'attuale comportamento e alle attuali modalità è quello di separare la pubblicazione della legge di stabilità o del bilancio dal resto delle informazioni di tipo finanziario, come ad esempio il programma operativo, e si dispone che venga pubblicato con aggiornamento quotidiano e appunto reso disponibile a tutti, a chi ne vuole beneficiare, con aggiornamenti quotidiani. Grazie, ci sono interventi? Non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 4, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Consiglio non approva. Articolo 5. Prego, Bianchi. Anche su questo articolo viene specificato come appunto nella legge di stabilità, nel bilancio finanziario, non possono essere previsti contributi, finanziamenti o altri tipi di sovvenzioni puntuali. Va bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 5, aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Articolo 6. Prego, Bianchi. Credo che sia decaduto, però sarebbe le implicazioni di modifiche del allora d'accordo, gli regolamento. uffici mi dicono che è decaduto, grazie. Articolo 7. Prego, Bianchi. L'articolo 7 invece si prende cura di quelle situazioni che appunto sono inderogabili e indifferibili perché sono a tutela della salute pubblica, dell'ambiente o della protezione civile, dove appunto queste misure puntuali possono essere deliberate dalla Giunta e comunicate sia alla Commissione competente che alla Corte dei Conti. Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 7. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. A questo punto articolo 8, sì, l'entrata in vigore ovviamente non ha più significato in quanto sono stati bocciati tutti gli articoli, tutto l'articolato, quindi non c'è più testo da portare in approvazione e quindi si chiude la discussione sul punto numero 1.